Bene sì, buongiorno carissimi. Oggi ci troviamo a Grado in compagnia dei portatori della Madonna di Barbana. Eugenio, innanzitutto buona festa e buona solennità dell'Epifania. Siamo venuti a Grado, allora, come dicevamo prima, a trovare i nostri amici portatori della Madonna di Barbana. Abbiamo il signor Adelchi, Maurizio e il signor Maurizio. Cosa possiamo dire? Innanzitutto, partiamo un poco da lontano. L'associazione Portatori di Barbana, ecco. Nata nell'83 da un gruppo, quelli che erano un gruppo di amici inizialmente, che faceva servizio praticamente per la parrocchia, cioè organizzava le processioni, quella che era la processione che noi per eccellenza, quella della prima domenica di luglio, il famoso Perdon di Barbana, e poi quello che era della prima domenica di ottobre, che è della Madonna del Rosario, più poi le Via Crucis, quelle cose lì. Ecco, per un attimino rinfrescare le idee ai nostri carissimi telespettatori, ricordiamo che il Pardon di Barbana è la festa di Grado e della sua parrocchia, esatto. Giusto? E come viene svolta? Si svolge diciamo che già dal sabato, dal giorno prima, praticamente tutti i pescatori, perché è nata per un ringraziamento alla Madonna per aver salvato da una pandemia, visto che siamo anche già in pandemia. Siamo in tema da una pandemia, quindi già tutti i pescatori il sabato venivano giù da quello che era la laguna, quindi si radunavano in paese, veniva preparato quello che doveva essere, che era il Sabogrando, diciamo. Adesso è buttato in festa, ma prima era la preparazione al Perdon. Il Perdon poi si svolge già dalla mattina presto, un ritrovo con la messa delle 8, in processione si arriva fino qui al Porto Mandracchio, dove ci si imbarca sui pescherecci dei pescatori e in processione si va verso Barbana, dove si scioglie il voto. Quella processione comunque viene svolta con i pescherecci, con no? I pescherecci, la statua della Madonna viene prelevata. C'è la miraglia tutta imbandierata che adesso la vediamo sullo sfondo un po' che necessita di manutenzione, però diciamo che si svolge così. Poi il rientro a Grado, la processione di nuovo fino in Basilica, dove viene recitato il Te Deum, quindi poi con lo scioglimento del voto. Perfetto, adesso andiamo a dare un'occhiata allora a questa meraviglia del presepe, no? Che viene appunto assemblato e costruito sempre da voi. Viene costruito da noi, diciamo inizialmente l'avevano cominciato nell'89. Il primo presepe così di queste dimensioni era stato istituito sulla terraferma. Poi c'è stato un atto vandalico, è andato a fuoco, è stato bruciato. Dall'anno successivo, quindi 91-92, hanno avuto l'idea di farlo su una zattera e posizionarlo sul Porto Mandracchio. Diciamo che è caratteristico perché ricorda tanto anche i casoni di Grado, infatti, già il nome c'è la natività in laguna, no? Natività in laguna, quindi si è cercato di farlo assomigliare il più possibile a quelle che sono le caratteristiche di un casone lagunare tipico dei pescatori. Perfetto, intanto grazie e adesso ci spostiamo proprio in loco, nella location, sulla chiatta del presepe della laguna di Grado.
Ebbene carissimi telespettatori, siamo arrivati alla fine del servizio, abbiamo visto la meraviglia, il dettaglio, i bellissimi dettagli di questo presepe della laguna di Grado. Salutiamo il presidente, il signor Adelchi. Arrivederci, arrivederci, vi do appuntamento alla prima domenica di luglio per il nostro Pardon. Perfetto. E un saluto a tutti i telespettatori. Io ti ringrazio allora a nome di tutti i telespettatori. Ringrazio voi. Niente, rinnoviamo questo appuntamento e una promessa, noi con la TV per il Pardon ci saremo. Intanto tanti auguri e buona solennità dell'Epifania. Un arrivederci da Eugenio e da Adelchi. Arrivederci.